Primi sintomi di risveglio turistico in Sicilia che fanno ben sperare per i prossimi mesi. Ce lo indica un particolare termometro rappresentato da una speciale applicazione denominata Sicilia Sicura e messa a disposizione dalla regione siciliana che, ricordiamo, serve ad offrire un'assistenza sanitaria a chi non è residente o domiciliato sull'isola. Più di 37.000 persone l'hanno scaricata e di cui 11.000 sono stranieri. E ciò vuol dire che gli alberghi hanno iniziato a ricevere prenotazioni, anche se è ancora troppo presto per parlare di tutto esaurito, come nelle scorse stagioni. Le zone più gettonate sono le città d'arte come Taormina, Palermo, Catania, Siracusa, ma anche Agrigento, dove i turisti hanno iniziato a farsi vedere nella Valle dei Templi. La strada da percorrere non dovrebbe essere così lunga, anche perché la Sicilia è una delle regioni dove non si registrano casi di positività e decessi. Anche per la sicurezza delle spiagge libere si stanno registrando delle interessanti iniziative. L'ANCI, ad esempio, ha chiesto ai circa 120 comuni ubicati sulle coste siciliane di compilare una speciale scheda con l'elenco dei varchi da vigilare e le risorse per controllare il flusso dei gitanti. C'è chi sta pensando a lanciare una speciale app per prenotare il posto in spiaggia, chi chiede aiuto ai volontari, chi si rivolge direttamente ai privati. Ad incoraggiare i turisti la sempre più concreta ed imminente opportunità che la Sicilia possa divenire una zona Covid-free, cioè a basso rischio. Tutto ciò è dovuto al processo di allineamento dei dati relativi all'emergenza coronavirus curato dall'Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle ASP. In questa ultima settimana i soggetti attualmente positivi sono in totale 153 tra pazienti ospedalizzati ed in isolamento domiciliare. Gli uffici siciliani hanno trasmesso all'unità di crisi nazionale il dato allineato e fotografano l'andamento epidemiologico del coronavirus in Sicilia che oggi risulta essere quasi da Covid-free.